Questa trasmissione è offerta da Tiare Shopping Villesse. Eccoci qui al punto Telefriuli con il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Benvenuto sindaco, ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanto Assolutamente sì, perché abbiamo, ai noi per l'età, grazie Sì. al cielo per rapporti di amicizia, ma un rapporto diciamo datato, particolarmente datato. Perfetto, la stima è reciproca. Bene, allora, caro sindaco, sei stato la scorsa settimana, hai fatto questa manifestazione importante della battaglia del Podgora, sono mi pare 105-106 anni dall'evento, ed è sempre un bel vedere un sindaco che sottolinea questi aspetti che fanno parte della nostra storia nazionale e anche regionale e di Gorizia in particolare. Sì, io partecipavo già prima quando ero consigliere regionale, ma io credo davvero una cosa, anche se dovesse capitare che fra 50 anni ci sarà soltanto una persona che ricorderà questi eventi, io credo che sia rigorosamente un atto dovuto. Guai se un'istituzione soprattutto non lo facesse. Il minimo sindacale, ma il minimo sotto il quale non si può andare, che si deve a quelle persone che hanno sacrificato la vita, non che hanno sacrificato alcuni anni, alcune parti delle risorse, tempo, hanno sacrificato la vita per noi. Il minimo è essere grati a queste persone e ricordare il loro sacrificio. C'è chi dice sì, ma guardiamo indietro, ma se ci fosse un nonno, un bisnonno, un trisnonno che per salvare il figlio, il nipote ha sacrificato la sua vita, io mi auguro che nelle generazioni successive questo venga ricordato. Queste perciò sono persone grazie alle quali noi dobbiamo, ripeto, dire grazie a loro se viviamo in questo paese, se abbiamo questa democrazia. Perciò guai se noi dovessimo dimenticarci di queste persone. Ecco perché io partecipo assai volentieri e non riesco a non essere commosso, perché ogni qualvolta sento l'inno, sento la tromba, sento le parole di chi commenta questi grandi gesti di chi ci ha preceduto, è un qualcosa che, per quanto noto e stranoto, è un qualcosa che continua, grazie al cielo, a commuovermi. Ecco, sindaco, tu vieni da una crisi amministrativa che pare superata anche brillantemente, mi pare, no? Tu da gladiatore come sei, sempre in prima linea, hai mediato un po' ancora una volta e quindi Gorizia, tra virgolette, salva. Com'è la situazione adesso? La maretta c'è ancora oppure è passata del tutto? Ma no, il malessere c'è senza dubbio sempre, ma io credo che è il ragionamento da fare con tutti, in qualunque luogo anche di lavoro, in qualunque comunità, dobbiamo tenere presente qual è il bene supremo, scusami il termine che non è esagerato. Non è la sommatoria degli interessi dei consigli comunali, guai se ciò si pensasse. 50 persone che vanno in gita, possiamo dire che andare in gita è la sommatoria dei loro interessi. In realtà i consiglieri comunali vengono perché bisogna fare di tutto insieme, maggioranza e minoranza, per rispondere a un'aspettativa, a un'esigenza della città, dei cittadini. Perciò alla fine, qualunque cosa accada, io dico, ragazze e ragazzi, noi siamo qui tutti insieme per un'unica cosa e ci sta l'esigenza di visibilità, la necessità di marcare il territorio, umano assolutamente, ci mancherebbe altro, però alla fine guai non governare la città, perché al cittadino non interessa se una cosa è competenza del comune, dell'azienda sanitaria, dell'Ater, della regione, della Camera, Senato. Il cittadino dice io vi ho votato, punto. Dovete governare. Chi non vuole governare o non è in grado di governare, che se ne vada a casa e faccia spazio, dia spazio agli altri. Perciò alla fine io credo che sia prevalsa naturalmente questo senso di responsabilità da parte di tutti. Ecco, senti, Gorizia sta attraversando un momento anche, diciamo così, sugli scudi, perché insomma tra la situazione transfrontaliera, tra gli eventi che si stanno concretizzando, quindi anche la capitale, italiana, diciamo europea, insieme con Nuova Gorizia, no? Della cultura, eccetera, e poi c'è anche questa concorrenza, competizione anche economica con
la Slovenia. Sentite forte questo problema economico oppure è un aiuto? Com'è la situazione? Perché la vivibilità lì è necessaria. Ma, innanzitutto cerchiamo anche di spezzare una lancia a beneficio di altri, nel senso che rammento in un dibattito, mi pare quando avevamo i due consigli comunali riuniti insieme alcuni anni fa, un consigliere comunale prende la parola, un consigliere comunale goriziano prende la parola e indispettito nei confronti del sindaco allora Mattei Arcion di Nova Gorizia dice: ma perché voi di Nova Gorizia non alzate il costo dei carburanti? Perché così facendo fate una concorrenza sleale all'Italia. E Serafico, molto sereno, il sindaco di Nova Gorizia di allora, dice: ma perché noi dovremmo alzare il costo dei carburanti? Chiedete al vostro governo che abbassi i suoi prezzi dei carburanti. Perciò non è una concorrenza sleale. Ovviamente ciascuno opera nel suo mercato e perciò anche con la sua fiscalità. Al netto di ciò, perciò non c'è una slealtà, però se oggi noi dovessimo aprire un'attività, un esercizio commerciale qualunque, prendiamo per comodità un bar, somministrazione di bevande, tra aprirlo a Gorizia e aprirlo a Nova Gorizia, il gap, la forbice, è sull'ordine del 25%, sommando quanto uno paga in meno di tasse e quando uno percepisce in più, perché abbiamo una leva fiscale che opera sia sul, ad esempio, oneri sociali. Il dipendente al datore di lavoro costa di meno. Certo che il dipendente ha di meno in busta paga, ma in realtà al titolare costa ancora di meno perché ci sono meno tasse sul suo lavoro. Sì, meno sì. tasse, meno costo delle energie, meno tasse generali, e questo senza pensare alla burocrazia. Una persona che oggi volesse attraversare i confini, aprire un bar a Nuovo Gorizia, fra 15 giorni ha la partita IVA e ha già inaugurato il bar. Da noi sappiamo che ci impiegherà una vita per la partita IVA, i permessi, Camera di Commercio, azienda sanitaria, che più ne ha più ne una metta, e prima di 6 mesi se lo scorda. E anche la burocrazia ovviamente comporta un costo perché ci sono minori entrate per un'attività che ovviamente non si svolge. Perciò, però stiamo lavorando adesso su due fronti. Un fronte che cerca di individuare un parallelismo per quanto riguarda la leva fiscale europea, però, il Dazio, attraverso una zona economica speciale europea. Stiamo lavorando tra Gorizia e Nuova Gorizia, la competenza è dei due governi nazionali, perciò non dei nostri territori, e il nostro auspicio è che grazie anche alla nostra collaborazione, agli elementi, all'impulso che stiamo fornendo, si possa giungere a questa sorta di punto franco, di zona franca, che però sappiamo comporta alcuni benefici. Invece la leva fiscale nazionale, soltanto da parte italiana, ci stiamo lavorando insieme a diversi comuni, in primis ovviamente il comune di Monfalcone, grazie alla collaborazione della Camera di Commercio di Venezia Giulia e alla Regione, perché come sapete nel Meridione già diversi anni fa è stata istituita la zona logistica, cioè è una zona franca, diciamo, zona logistica semplificata. Il Veneto l'ha già ottenuto, noi stiamo lavorando per la zona logistica semplificata rafforzata. Io troverò prima o poi chi si inventa questi acronimi, lo metterò alla gogna, ZLSR, ed è un luogo fisico, geografico, fisico, all'interno del quale, successivamente alla concessione da parte del governo, che dovrebbe giungere quest'anno, se non ci sono problemi, si andranno a negoziare degli incentivi sia in termini di tempo burocratici, ma anche fiscali. Questo proprio, lo scopo è quello di creare una struttura importante da retroporto, in questo caso da retroporto di Monfalcone. Cerchiamo perciò con questi incentivi, se a ciò aggiungiamo la capitale europea della cultura, che senza dubbio consentirà di accendere un potente faro su tutto il territorio. Quando io parlo del territorio parlo da Trieste a Spilimbergo, Pordenone, perché rammento sempre che Matera 2019, quando si trattava di organizzare un evento nell'ambito della prosa, si andava al Petruzzelli a Bari, un'ora e mezza di strada. Noi in un'ora e mezza siamo arrivati oltre Padova, siamo arrivati a Lubiana, siamo quasi tornati indietro. Perciò la provincia friulana, pordenonese,
e Triestina senza dubbio entreranno a pieno titolo in questa capitale europea della cultura, perché è nostro interesse presentare, offrire al pubblico non soltanto nazionale, ma sovranazionale, europeo o anche extraeuropeo, ciò che il Friuli Venezia Giulia è in grado di produrre. Ma attenzione, produrre non soltanto nella cultura, perché è un'opportunità la cultura per attrarre interessi che ovviamente poi possono orbitare in tutti i settori, incluso soprattutto quello commerciale, economico. Perciò. Bene, mi pare una prospettiva molto, ma molto interessante, anche molto intelligente. Complimenti, Sindaco. Vi E ringrazio. ci sono altri lavori che sul territorio vanno avanti, i lavori che tu avevi immaginato con la tua giunta, lavori pubblici peraltro mi pare che vanno avanti, no? Questa famosa spiaggia sull'Isonzo, qualcosa di particolare. Posso citarti 2 o 3 di questi che poi, ma anche perché davvero sono belli, io ci sto mettendo anima e corpo. Una prima ancora di questa spiaggia che per comodità, per efficacia comunicativa, tu sei esperto di comunicazione, perciò la chiamo Isonzo Beach, ma solo perché avrà un altro nome. Bel nome, un bel nome. Ma prima ancora quello che sempre per esigenze comunicative per il momento chiamano Central Park, ma in realtà è la Valletta del Corno, cioè un chilometro di polmone verde nella città fino a tutt'oggi impenetrabile, arbusti e boscaglia impenetrabile, attraversata da un torrente Corno tombato con acque nere. Entro l'agosto del prossimo anno, i lavori sono già partiti da un anno, entro l'agosto del prossimo anno riusciremo a portare al cittadino 1 chilometro di parco nel centro della città, un parco con 7 accessi, con un torrente Corno, acqua chiara, bianca, pulita, stombata, con le nuove sponde, con i ponticelli, piste ciclopedonali, un skate park per i ragazzi, area picnic, area fitness, area per gli animali, panchine. Sarà un posto stupendo, adeguatamente illuminato alla sera, un posto bellissimo in centro, ma davvero accessibile da una larga fetta del nostro territorio. Poi c'è quello che parlavamo prima, Isonzo Beach, stiamo trattando, ma è questione di settimane, mi auguro ormai, con il patrimonio della regione, con l'assessore Sebastiano Callari e col direttore Forte. A breve perciò questa porzione di parco di Piuma, che è un parco stupendo che poi arriva fino al Carso, grandissimo, quella porzione prospicente che si affaccia sul fiume Isonzo, oggi una zona solamente verde senza strutture, noi la rileveremo e sarà poi attrezzata con toilette, perché oggi una mamma porta un bambino ma non c'è un bagno, perciò una toilette, tutto removibile in legno e pietra, perciò dalla toilette, un servizio di somministrazione, per consentire... Il tempo passa, ma... Scusami, sì, sono io che mi allungo, sarà bellissimo con ombrelloni, tavolini, la possibilità di fare colazioni, pranzare, prendere il sole, leggere, divertirsi, sarà un posto stupendo. Una California importata a Gorizia, dai. Ah, ma se tu non vieni io non la inauguro, prossimo anno. Se tu non ci sei non la inauguro. Sarò presente. Ci conto, è una promessa. Bene, allora senti, si parla tanto ultimamente dell'indennità dei sindaci, la regione dovrebbe mettere mano a questo sistema, insomma, che è ritenuto un po' obsoleto, eccetera. Saranno nuovi criteri, non lo so. Comunque sia, mi pare che la paga dei sindaci è sottodimensionata, perché con tutto quello che la pandemia ha sottolineato il ruolo, ma insomma, H24 mi pare che sia sempre sulla breccia. Ecco, cosa ne pensi? Qual è la tua idea? Dato che sia regionale. È una proposta della regione che personalmente anche condivido. Ovviamente non è che i comuni possono applicarla o non applicarla, i comuni naturalmente devono applicarla, ma soprattutto va a soccorso dei piccoli comuni. Tant'è vero che i piccoli comuni hanno un aumento fino al 30%, mi pare, i comuni di Gorizia, Udine e Pordenone del 6%, perciò l'ultima determinazione di indennità risale a 10 anni fa, dopo 10 anni hanno aumentato è prevista un aumento del 6%. Tieni conto che un sindaco, almeno io parlo per me, gli altri ovviamente non lo so, un sindaco di Gorizia non può lavorare meno di 70 ore a settimana,
poi ognuno conosce la propria storia. Io so, ma l'ho fatto perché a me piace, per il piacere di fare il sindaco, come è noto, guardando i 730 pubblicati quando lavoravo come direttore dell'UPI, poi consigliere, io ci rimetto, ovviamente, nel senso che io ci rimetto circa 30.000 euro all'anno. Insomma, no? La passione per la tua città è talmente forte. Però ti dico, resta il fatto che come chi fa la presidente della bocciofila ci rimette tempo, soldi e passione e soprattutto responsabilità penali oggettive elevatissime, penali e civili. Qualunque cosa accada, alla fine è il sindaco che resta col cerino in mano. Abbiamo visto il sindaco Appennino a Torino, il sindaco, la sindaca di Crema. Siamo in chiusura stretta di trasmissione, quindi sì, va bene un aumento, diciamo così, consistente. Consistente, parliamo sempre per quanto riguarda Gorizia, il 6% in 10 anni, perciò una media dello 0,6 all'anno, considerando che soltanto di assicurazione privata a me costa oltre 1.000 euro, sanzioni che sono private, io adesso dovrò pagare una sanzione per una responsabilità oggettiva sull'ordine dei 5-6 mila euro, per responsabilità oggettive per cose di cui investe il sindaco come in altra circostanza non ero nemmeno a conoscenza. Perciò o hai grande passione o il sindaco non lo fa. Il problema sarà trovare i candidati sindaci. Bene, grazie di chiacchierata. Naturalmente ti saluto veloce. Ciao e saluto a te e ai telespettatori. Questa trasmissione è stata offerta da Tiare Shopping Villesse.